Ti aspettavi il rinvio della gara? No, sinceramente no, perché ero preparato e dopo non pensavo che con questo Covid annullassero anche alla fine della stagione. Però vabbè, è successo e speriamo nell'anno prossimo di rifare la gara qua. Sinceramente dall'ultimo DCPM me lo aspettavo un po', però comunque ci hanno avvertito giovedì dell'annullamento, poi la federazione ha riconfermato la possibilità di fare la gara venerdì, ma per via di motivi organizzativi la gara è stata annullata e quindi oggi facciamo un semplice allenamento. Possiamo comunque essere accompagnati da meccanici e accompagnatori, ma sì, è diverso. Beh, purtroppo oggi, esattamente come detto, è stata la gara. Siamo lo stesso qui ad allenarci e vediamo di fare comunque il meglio che possiamo in visione della stagione 2021, insomma. Come giudichi la decisione del rinvio della gara? Beh, la decisione del rinvio della gara l'abbiamo accettata a malincuore perché visto oggi della splendida giornata e l'ottimo lavoro fatto dal Motoclub Montello sarebbe stato giusto premiarlo con questa gara, ma d'altronde questo Covid ci dà decisioni anche certe volte affrettate e che dobbiamo accettare e ringraziare nonostante tutto i motoclub che ci permettono di allenarci e di partecipare oggi, diciamo. Come avete accolto la spiacevole notizia del rinvio? Il discorso è un po' più complesso, nel senso che la nostra federazione ha fatto un comunicato forse troppo veloce e ci ha detto di chiudere per le note vicende del Covid, mentre il CONI ci ha dato l'ok, quindi ci siamo trovati impreparati, nel senso che avevamo già chiuso tutto l'iter burocratico e non siamo più riusciti a riaprirlo, non si poteva più riaprirlo perché con il discorso del 118 ci vogliono un preavviso di un certo tempo, questo era il discorso, quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù e abbiamo girato per l'allenamento odierno. È un dispiacere comunque dopo 15 anni che non si corre, ma immagino che siete già carichi per la prossima stagione a organizzare altri eventi. Sì, indubbiamente sì, questo qua però ci sono dei tempi, c'è tutto un iter burocratico dietro, non possiamo disfarcene, dobbiamo accettarlo, queste sono le regole, siamo carichi, anche oggi siamo in rodaggio per quanto riguarda le manifestazioni del prossimo anno, ci serve, tutto ci aiuta a fare know-how. Quanto importante è l'allenamento di motocross per un pilota come te che corri su asfalto del mondiale del Superbike? Beh, diciamo che per noi è molto importante l'allenamento sullo sterrato perché come prestazioni fisiche diciamo che è anche più faticoso del mondiale con le moto da strada. Però le squadre non vorrebbero che giriamo perché è pericoloso e così, però tutti i piloti non riescono a stare distanti perché comunque è divertente, è uno sport bello, vero, da veri uomini, però no, è molto importante. E in base alla tua esperienza anche dopo questa stagione, come giudichi la decisione del rinvio della gara? Non lo so, con sto coronavirus è un po' un casino, difficile capire, però comunque vedendo anche tutta la gente che c'è oggi, che si gira, si sta in sicurezza, stiamo distanti, secondo me era una cosa che si poteva anche fare con le giuste precauzioni, però se hanno preso questa decisione avranno i loro buoni motivi e niente, speriamo che magari riescano a farla anche più avanti.